E rientriamo a Venezia in questo Forum Spumanti d'Italia che per la prima volta, come dicevamo, si sta svolgendo nel capoluogo lagunare. Il messaggio al mondo è chiaro: consumate spumante italiano. Perché? Beh, lo chiediamo intanto al presidente del Forum Spumanti d'Italia, David. Perché? Perché negli ultimi anni lo spumante italiano ha raggiunto degli ottimi livelli di qualità che si può confrontare e addirittura in certi casi superare anche gli spumanti stranieri, in primis lo champagne. Quindi da questa manifestazione vogliamo promuovere il sistema spumantistico italiano in modo da affrontare nuovi mercati mondiali. Come viene accolto poi lo spumante italiano in giro per il mondo? Beh, lo chiediamo al dottor Tomassini, che è responsabile di Wine and Food Promotion, con la S finale però, e anche rappresentante nella Camera di Commercio a Londra, italiana a Londra. Beh, intanto benvenuto a Venezia. E quindi questo spumante a Londra, ad esempio? Lo spumante a Londra è una realtà importantissima perché si va ad inserire in quella fascia di mercato che è stata sempre presa dagli spumanti francesi, dallo champagne. Il Prosecco in particolare ha avuto un successo riscontrabile nel mercato del vino italiano. In Inghilterra il Prosecco ha letteralmente superato le vendite di champagne. Il motivo è semplice: è un vino estremamente semplice, è frizzante ed è buono ed esprime una forte territorialità. Quello che bisogna fare è insistere nella promozione di tale prodotto in Inghilterra per spiegare ai consumatori le realtà territoriali del Prosecco e come si va ad inserire il Prosecco. Quindi grandi potenzialità ancora da esprimere. Immense, assolutamente immense. Puntare sulla qualità e sulla promozione e non assolutamente mai e poi mai abdicare al prezzo. Quello è fondamentale. Allora, io la ringrazio della sua testimonianza, grazie dottor Tomassini, grazie a David e viva il Forum Spumanti d'Italia. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi le conclusioni da questo straordinario palazzo del Casinò veneziano. A tra poco. Due bandi per gli agricoltori sotto i 40 anni, meno fitosanitarie nei campi italiani, pesca, Galan, garantisco tutto il mio impegno nelle sedi comunitarie. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Se è vero che i giovani rappresentano il futuro in ogni settore produttivo, lo è ancora di più per il mondo agricolo e rurale, che incontra purtroppo grandi difficoltà in quello che dovrebbe essere un naturale ricambio generazionale. Con queste parole il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan ha commentato due bandi emanati in questi giorni, rivolti ai giovani agricoltori, ovvero quelli che non hanno superato i 40 anni di età. Il bando sulla ricerca prevede un contributo pubblico massimo di 150.000 euro destinato alle piccole e medie imprese condotte da giovani agricoltori per iniziative realizzate in partenariato con istituti di ricerca, sia pubblici che privati, in settori di grande interesse per l'impresa agricola. Il premio alle giovani imprese, per un importo massimo di circa 26.000 euro, ha invece come obiettivo quello di attribuire un adeguato riconoscimento a tutti coloro che si sono distinti in termini di originalità ed innovazione. I bandi di concorso e la modulistica necessaria sono disponibili sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sezione concorsi e gare. Nel 2009 la quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo è diminuita dell'1,6% rispetto al 2008. Anche i principi attivi contenuti nei preparati distribuiti per uso agricolo registrano una diminuzione dell'8%. Lo rende noto l'Istat, pubblicando una nota sulla distribuzione per uso agricolo dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alla classe di tossicità, il 3,6% dei prodotti fitoiatrici risulta molto tossico o tossico, il 18,7% nocivo, mentre il 77,7% viene definito non classificabile. Il 44,9% dei prodotti fitosanitari viene distribuito nelle regioni settentrionali, il 13,7% in quelle centrali e il 41,4% nel Mezzogiorno. Il 20 ottobre a Roma il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Giancarlo Galan ha incontrato i vertici nazionali delle associazioni cooperative della pesca. Le associazioni hanno presentato al ministro le iniziative finalizzate a contenere il disimpegno dei fondi del FEP e ad attuare al meglio il nuovo regolamento controlli.
Vi garantisco tutto il mio impegno nelle sedi comunitarie, ha dichiarato il ministro Galan, ma il compito non facile che mi attende deve essere sostenuto dall'impegno del mondo della pesca a non ostacolare i cambiamenti, a cercare forme di modernizzazione, di riconversione che aiutino il settore. D'altronde non possiamo fare grandi battaglie per difendere posizioni oramai datate. Non possiamo perdere l'occasione di dire la nostra nella riforma della politica comune della pesca, ha concluso il ministro. E su questo invito tutti ad operare al mio fianco, perché in gioco c'è il futuro del settore. E rientriamo allora come promesso ancora qui a Venezia per il Forum Spumanti d'Italia e in conclusione c'è un benvenuto da parte del sindaco ovviamente di Valdobbiadene e quindi rappresentanza di un territorio vocato alla spumantistica che dà il proprio benvenuto al direttore del Consorzio di tutela dell'Oltrepo Pavese. È così allora, sindaco? È così nel cuore ed è così anche nell'intelligenza. Territori che si collegano in questo momento a Venezia sotto il Forum degli Spumanti e si collegano perché hanno tutti delle eccellenze, una storia collegata allo spumante da evidenziare al consumatore e al degustatore. Sono ponti davvero interessanti, sono gemellaggi anche di intelligenza. Il progresso, l'evoluzione nella spumantistica mette insieme questi territori, sa evidenziare le loro differenze, ma differenze che non rompono, che non dividono, differenze che rendono protagonisti tutti con soddisfazione. Infatti, direttore, lo sforzo del Forum Spumanti d'Italia, ovviamente non si può ottenere tutto e subito, è quello di dare un'unica voce alla spumantistica italiana. L'Oltrepo, ricordiamoci che è fondatore, il primo presidente dell'Istituto Metodo Classico Italiano fu Denari, presidente di Laversa, presidente del Consorzio dell'Oltrepo, quindi fu uno degli ideatori, uno dei presidenti storici, fondatori dell'Istituto Metodo Classico Italiano, che poi ha generato, poi dopo anche il forum, la grande vetrina della mostra dello spumante. L'Oltrepo c'è sempre stato, è la più grande regione spumantistica italiana, per numero di ettari sono 13.000 ettari, di cui 4.000 dedicati al pino nero, alla spumantistica. Noi siamo qui con la nostra punta importante che è la DOCG, la denominazione di origine controllata e garantita per il pino nero, che è Oltrepo Metodo Classico, e presentiamo un prodotto nuovo che è il Croisé, che vuol dire cru, selezione, naturale, pino nero rosé, è la prima disciplinare collettivo al mondo che impone che il colore del rosé avvenga direttamente estratto in pressatura, quindi non per unione di vini bianchi o vini rossi come la spumantistica può prevedere. E quindi questo è quello che lanciamo oggi al forum. Grazie direttore. Infine quindi chiediamo al sindaco di Valdobbiadene se è pronto a portarsi sulle spalle il peso di questi oneri e onori, possiamo dire così? Sì, mi aiuta Venezia, è il motivo per cui siamo qui, una città internazionale di cultura, e la cultura e l'internazionalità aiutano anche gli amministratori. Allora, io la ringrazio davvero per la sua cortesia, per la sua testimonianza, direttore. Ci fermiamo qui, siamo giunti a conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane che tornerà come sempre la prossima settimana. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo Apo 2S.